Non sono ancora state trovate le carcasse di almeno una decina di pecore e di un asino che la notte dello scorso 29 gennaio sono fuggite dall'assalto di un branco di lupi che ha tentato di predare i capi custoditi nel recinto dell'azienda agricola di Franco Pianon in Alpago, fra Tambre e Chies. L'allevatore, conosciutissimo per la sua attività di allevamento della pecora dell'Alpago, Presidio Slow Food, riferisce che ad agire sono stati almeno 4 lupi distintamente visti dai suoi collaboratori che svolgono l'attività di pastori. Non ci fossero stati loro, dice Pianon, pure i miei 10 maremmani non avrebbero avuto scampo. In Alpago è caccia alle carcasse dei capi fuggiti dall'azienda Pianon. La conta servirà ad avviare le pratiche di indennizzo che si aggiungeranno alle centinaia di richieste al vaglio della direzione regionale agroambiente. Contrariamente a quanto avevamo riferito nel TG delle 12.30, non ci sarebbe stato alcun sopralluogo dei tecnici regionali dell'azienda di Franco Pianon, ma un contatto telefonico fra l'allevatore e la referente della speciale sezione creata in regione dopo l'adesione al progetto europeo Wolf Alps. Nell'ultima settimana nella stessa zona sono sparite 10 pecore da un allevamento di Chies d'Alpago, un pastore biellese è stato azzannato ed è morto a Canè di Limana e una cavalla è stata gravemente ferita nella fattoria didattica Visome alle porte di Belluno. La notizia dell'attacco ai capi dell'azienda Pianon si è però diffusa con un grave ritardo e c'è chi si domanda come mai le autorità preposte abbiano silenziato l'episodio che da qualsiasi parte lo si guardi contribuisce a tenere alta l'attenzione fra allevatori e agricoltori bellunesi. Di danni causati alla fauna selvatica si è parlato anche durante il tavolo verde che si è riunito ieri sera a Cesio Maggiore. Le ultime stime degli uffici provinciali dicono che la popolazione di ungulati, cinghiali esclusi, si aggira fra i 33 e i 35 mila capi e le domande di risarcimento da parte degli agricoltori si moltiplicano. Nel 2019 sono state registrate 135 denunce, di cui 98 da aziende agricole e 37 da privati, per un ammontare complessivo di oltre 220 mila euro di danni.